Ciao, buonasera a tutti. Alziamoci in piedi in questo momento per poter iniziare il nostro culto e preghiamo. Signore Padre, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di essere qua questa sera, Signore, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori, che la tua adorazione possa parlare in modo profondo ai nostri cuori, Signore, che possiamo davvero sentire la tua presenza, ascoltare la tua voce, che possiamo uscire cambiati da questa stanza, Signore, che tu possa sradicare tante convinzioni, tante cose difficili da togliere, Signore, dalle nostre vite, Padre, che tu possa fare un lavoro meraviglioso nelle nostre vite, che possiamo davvero cambiare radicalmente, che possiamo lasciare che tu operi in noi, Signore, che in questo momento noi possiamo ascoltare la tua lode, che in questo momento noi possiamo ascoltare la tua presenza, Signore, che possiamo concentrarci su di te, che non possiamo farci distrarre da altre cose, Signore, che davvero possiamo concentrarci su questo culto a te, sulla tua presenza, sui piccoli gruppi che verranno dopo, Signore, che noi possiamo aprire i nostri cuori, che possiamo condividere, che possiamo passare anche un momento meraviglioso in compagnia dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Padre. E ti ringrazio per la tua presenza questa sera, Signore. Sono sicura che sarà un culto che verrà dai nostri cuori a te, Signore. Sono sicura che lo Spirito Santo agirà nelle nostre vite, Signore. Che possa manifestarsi la tua gloria questa sera, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen, cantiamo a nome del Signore. Chi è pronto per lodare il Signore questa sera? Per alzare di mano? Non vedo abbastanza mani alzate. Amen. Al mio 3 facciamo un amen un po' più chic. 1, 2, 3, amen. Amen, cantiamo. In te posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile, in te i ciechi vedono, le mura crollano, e per fede dirò che niente è impossibile. Non vivo più per ciò che vedo, non vivo più per ciò che sento. Io so che sei proprio qui con me, e so che onnipotente sei. In te posso ogni cosa, posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è possibile, in te i ciechi vedono, le mura crollano, e per fede dirò che niente è impossibile. Niente è impossibile, niente è impossibile. Niente è impossibile, niente è impossibile. Non vivo più per ciò che vedo, non vivo più per ciò che sento. Io so che sei proprio qui con me, e so che onnipotente sei. In te posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile, in te i ciechi vedono, le mura crollano, e per fede dirò che niente è impossibile. Niente è impossibile, niente è impossibile, niente è impossibile.
Noi Padre ti ringraziamo per questa sera, Padre ti ringraziamo perché c'è grande gioia quando noi apriamo la parola, c'è grande gioia quando noi ci approcciamo a te, Padre. Ti ringraziamo per questo tuo enorme amore che tu hai avuto per noi, Padre. Ti ringraziamo perché ogni giorno tu sei disposto ad ascoltarci, Padre, sei lì disposto con le braccia aperte ad accoglierci, Padre, anche se noi cadiamo, tu sei lì pronto a rimetterci su, Padre, ci dici va e non peccare più, e che questa sera ne possiamo con il cuore aperto, mente aperta, Padre, ricevere le tue parole, ricevere le tue promesse e fare sì che siano un fondamento nella nostra vita. Dio di Abraham, tu sei il Dio che compirà e ogni patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dici tu farai. Nonostante le mie difficoltà fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande? Grande è la tua fedeltà per me. Grande è la tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità. Nonostante le mie difficoltà fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me. Grande è la tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Noi possiamo confidare, dare la nostra fiducia. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò. Un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò. Un fondamento certo non mi deluderà.
Padre, di nuovo. Grande è la tua fedeltà. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà. Amen. Padre, ti ringraziamo perché tu sei un Dio grande, tu sei un Dio misericordioso, tu sei un Dio miracoloso, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tutto quello che noi vediamo, il tuo agire, Padre, è soltanto una piccola parte di quello che tu sei, Padre. E che questa sera noi possiamo continuare ad avvicinarci di più a te, Padre. Ti preghiamo che le persone che siano qui, Padre, ti prego che la tua Chiesa possa usare te, Padre, usare la tua parola come lampada al suo piede, Padre. Ti prego che noi possiamo seguire i tuoi passi. Ti prego, Padre, di illuminare la via, ti prego di fare una via, Padre. In quelle situazioni in cui non ci sono vie, sembra che umanamente non c'è soluzione, noi sappiamo che tu fai la soluzione, Padre. Noi ti ringraziamo per questo. Ti preghiamo, Padre, dacci fede per vedere il tuo agire, dacci fede per capire dove andare, Padre. Aprici gli occhi per capire cosa fare, Padre. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Dichiara che il tuo Dio è? Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei? Miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu
questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Solo la Chiesa. Tu sei miracoloso. E anche se non ti vedo operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Amen, Padre, ti ringraziamo per questo amore, ti ringraziamo perché tu fai sempre una via, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai, Padre, ogni giorno, anche se noi non meritiamo, Padre. Ti ringraziamo e che ognuno di noi possa riconoscere che è un peccatore, che tutto questo, la grazia, l'amore di Gesù Cristo non lo meritava, che noi tutti non meritavamo, Padre, ma grazie al tuo sacrificio, grazie al tuo amore, Padre, noi possiamo avere vita, tramite il tuo amore, tramite il tuo gesto, noi possiamo andare verso di te, grazie al tuo gesto noi possiamo avere vita, Padre. Noi ti ringraziamo per questo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere.
Amen. Amen? Sì? No? Boh, forse. Amen? Amen? Posso sentirlo bene con i vostri polmoni? Amen? Ottimo. Sempre bello vivere questo momento di lode, di adorazione, un momento riflessivo, anche di preghiera, ma dobbiamo sempre concentrarci che non sono tanto i nostri sentimenti quelli che ci portano vicino a Dio, ma è la sua parola, è quello che Lui ci dice. E oggi in particolare io vorrei parlarvi di Giacomo, capitolo 2, i versetti da 1 a 7, che spero abbiate portato la vostra Bibbia per poter effettivamente accompagnarmi. Perciò Giacomo, capitolo 2, versetto da 1 a 7. Mentre voi cercate, io ne approfitto perché oggi c'è un piccolo avvenimento che ci dovrebbe essere, in questo momento sta avvenendo, la laurea di un amico che ho delle superiori, dottore in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione. Mi dispiace Davide, l'ho dovuto leggere perché è un titolo lunghissimo e quindi volevo spendere solamente 2 minuti per potergli dire Davide, anche se non sono lì, mi dispiace, però come vedi sono un pochino impegnato. Quindi auguri, Dio ti benedica e spero un giorno che tu possa essere qua insieme a noi. Complimenti, davvero te lo sei meritato, dottore. Riusciamo a fargli gli auguri? Mi potete fare questo piacere? Sì, dai, no, boh, forse. Auguri? No, facciamo così, ok? 1, 2, 3 e tutti voi in coro. Auguri Davide! Ce la facciamo? Sì, mi potete fare questo favore? Ok? Forte però, perché sennò il microfono non vi prende, ok? 1, 2, 3. Ottimo, perfetto. Così facendo io ho dato tutto il tempo del mondo per i bravi credenti che hanno aperto la loro Bibbia su Giacomo, capitolo 2, versetto da 1 a 7. Sorrido perché ho visto qualcuno prendere in mano il telefono e dire «Ah, oddio, è vero, no, lo dovevo cercare». Ok? Perciò troviamoci insieme con questo testo in cui sta scritto, se funziona, sì, ok. Qui sta scritto: fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite, tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite, tu statene là in piedi, o siedi per terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Preghiamo che il Signore ci possa parlare questa sera e ci possa trasmettere effettivamente la sua volontà. Padre, in questo momento io sono grato a te, Padre, per avere questo privilegio di poter stare insieme ai miei fratelli, qua insieme come Chiesa. Abbiamo questa possibilità di poterti lodare, di poterti ascoltare, Padre, di poter leggere la tua parola. Ti ringrazio infinitamente per la vita dei miei fratelli, per tutto quello che magari hanno passato, perché so che tutto questo è nel tuo controllo e tu permetti tutto questo. Padre, in questo momento io vorrei chiedere la tua benedizione affinché possiamo davvero apprendere qualcosa per i nostri spiriti e ti chiedo, Padre, che tu possa far operare il tuo Santo Spirito dentro di noi affinché possiamo davvero imparare quello che tu ci vuoi dire, affinché possiamo davvero ascoltare con il cuore. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Mi sono fermato un attimino nel versetto 4, poi continueremo dal versetto 5 e successivo, e come sempre, ogni volta che analizziamo un testo biblico, ogni volta che analizziamo un qualsiasi insegnamento, bisogna sempre partire da una visione più generale per poi andare nel particolare. Quindi, stiamo parlando della lettera di Giacomo. Mi raccomando, non è la lettera A Giacomo, è la lettera D Giacomo, la scritta Giacomo. Chi era questo Giacomo? Molti dei teologi sono abbastanza concordi nel determinare che Giacomo era il fratellastro di Gesù, ok? Apparteneva alla sua famiglia di sangue. Questo Giacomo, molto probabilmente in base ad altri scritti del Nuovo Testamento, conosceva Gesù, ha seguito Gesù, non subito. Si è convertito solamente dopo.
è un fratellastro che ha visto soprattutto il Sermone sul Monte, sul quale ritroviamo pienamente tante citazioni, è un fratello che l'ha seguito durante il suo percorso di crocifissione, è un fratello che l'ha visto risorto. Quindi questo Giacomo scrive ai fratelli, scrive ai credenti, scrive a tutti noi, ok? In particolar modo a ex ebrei, ma in generale parla alla Chiesa nella sua totalità. Questa lettera è molto importante perché è la prima lettera del Nuovo Testamento, molto probabilmente è stata la prima cosa scritta del Nuovo Testamento. Pochi anni dopo la morte e resurrezione di Cristo, Giacomo si siede per poter scrivere questa lettera. Lui era una figura importante, il capo della Chiesa di Gerusalemme, e noterete, come abbiamo visto tutti gli scorsi sabati, che la lettera di Giacomo è piena di esempi pratici, piena di esempi concreti, semplici, per far capire ai nuovi credenti come comportarsi. La lettera di Giacomo è perfetta per qualcuno che è nuovo nella fede perché ha un linguaggio semplice, genuino, dritto al punto, senza troppi ghirigori. Quindi, se avete un attimino di pazienza con me, analizziamo un attimino quasi parola per parola, perché sono andato a pescare un attimino dal testo originale. Ci sono alcune chicche, se così possiamo chiamare, alcune particolarità che aumentano ancora di più di valore, perché Giacomo inizia con quel fratelli miei. Ed è bellissimo, nonostante sia qualcosa di abbastanza semplice, che magari avete sentito tante volte nella vostra vita, perché, ok, c'è da aprire tutto il capitolo sul fatto che quanto è bello poter arrivare da qualcuno che io magari anche non conosco, da qualcuno che non ha il mio stesso background, da qualcuno che viene da un paese diverso, qualcuno che è nato in un anno completamente diverso, e poterlo definire mio fratello. Però secondo me vale la pena soffermarci un attimo, perché di nuovo questo qui è Giacomo. Giacomo era fratellastro tecnicamente, perché tecnicamente Gesù figlio di Dio, ma veniva dalla stessa madre, ok? Questo Giacomo probabilmente quando era bambino aveva come fratello maggiore Gesù. Questo Giacomo viene da noi anni dopo in un'altra zona del pianeta e dice fratelli miei. Più avanti nella lettera lui dirà fratelli miei carissimi. È davvero qualcosa di stupendo. Poi continua con l'espressione Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Ed è bello perché ci indica che sin dall'inizio i neocredenti sapevano, erano fermamente convinti, per loro era chiaro, Gesù è Dio. Il testo originale nella sua costruzione in greco può implicare sia che la gloria viene dal Signore, la gloria che può venire solo da Cristo, e anche il doppio significato della gloria che appartiene solamente a Cristo. Alla fine del versetto 1 finisce con quel sia immune dai favoritismi. La vostra fede sia immune dai favoritismi. Altre versioni troverete nella vostra fede non si trovino favoritismi, sia screva da favoritismi, dipendendo dalla versione che state utilizzando. E qui il favoritismo, l'atto di innalzare qualcuno che non se lo merita e di abbassare magari qualcuno che non dovrebbe essere effettivamente abbassato. Qui sinceramente, secondo me, anche solo alla fine del primo versetto di questo capitolo, potremmo chiudere questa riflessione, no? Perché di nuovo questa è la bellezza di Giacomo, è un messaggio semplice, dritto al punto, secco. Nella vostra fede non si trovino favoritismi, punto. Molto semplice, tutti noi abbiamo una vaga idea di quello che è la nostra fede, tutti noi abbiamo una buona idea di quello che potrebbe essere un favoritismo, forse qualcuno di voi ha addirittura sofferto di favoritismo nella vostra vita. Però l'autore continua dipingendo questa immagine per rafforzare questo concetto, sottolineare il suo messaggio, e tenendo conto dell'epoca in cui è ambientato questa effettiva immagine, il testo si riempie ancora di significati. L'adunanza dei cristiani, i cristiani all'epoca erano perseguitati, ricordiamocelo, eppure nelle primissime chiese dei cristiani la porta era aperta, chiunque poteva entrare. Molto probabilmente questo ricco e questo povero della figura era gente che non apparteneva alla chiesa. Continuando,
quando parla di anello d'oro, l'anello era un sinonimo di potere, era un sinonimo di ricchezza. Non molti potevano permettersi gli anelli, e addirittura un anello d'oro? Per darvi un'idea di quanto significato avesse una cosa del genere, per esporre il proprio status, c'era un servizio che noleggiava anelli. Così come oggi potete vedere su TikTok quello che noleggia la Lamborghini per far colpo alle ragazze, all'epoca gli ebrei avevano questa abitudine, avevano questa usanza di noleggiare gli anelli d'oro per poter andare in giro e dimostrare uno status importante. Quando parla del povero utilizza un termine che è molto molto strettamente collegato a quello di un mendicante, di uno straccione. Qui molto probabilmente Giacomo sta dipingendo un'immagine con il primo fra i primi, la persona più importante della zona, e l'ultimo fra gli ultimi, proprio la persona più discriminata, la persona più umile, più povera. Nelle ex sinagoghe, come erano le prime chiese, solitamente non c'erano molti posti a sedere, come siamo oggi abituati. Solitamente c'erano pochi posti davanti, alcuni posti lungo la periferia, il perimetro della stanza, e tutto il resto delle persone si sedeva o per terra o in piedi. E di solito i posti a sedere erano posti importanti. I farisei e gli scribi si azzannavano per avere a disposizione quei posti, perché sederti là indicava un messaggio a tutta la congregazione: io sono più importante, io ho un accesso migliore alla parola che te. E mi focalizzo su questi dettagli, di questa immagine, di questa piccola metafora che ci dipinge Giacomo, perché una delle maggiori sfide interpretative della Bibbia sta nel fatto che è stata scritta in un preciso contesto storico-culturale, a persone in un preciso contesto storico-culturale. E quindi si corre il rischio nelle nostre chiese, nelle nostre riflessioni, anche nella nostra lettura personale, che leggiamo questo testo e pensiamo: oh, io nella mia chiesa non è mai successo. Wow! Oppure, boh, io non ho mai visto una roba del genere. Ottimo, mi dice di non farlo, io non l'ho mai fatto. Arrivederci a casa, no? Grave, grave, gravissimo errore, perché anche se noi solo torniamo pochi versetti indietro, sempre parlando di Giacomo, nel versetto 22 del capitolo prima ci viene detto: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Il mio scopo è, stasera in generale, portarvi a bordo di questo pensiero. Cosa possiamo noi apprendere da questo testo? Quindi, ritornando a quello che è il nucleo, il centro di questo messaggio: non fare favoritismi. Come si può manifestare nella vita della nostra comunità questo favoritismo? Come si può manifestare questa differenza? Ci sono ad esempio alcune chiese, soprattutto americane, avete presente le mega churches, quelle da migliaia e migliaia di membri, purtroppo hanno fatto brutte notizie, sono finite anche nei giornali, perché ci sono alcune chiese che offrono servizi da VIP. Magari stiamo parlando di posti a sedere con una visuale migliore sul palco, no? Magari ci sono tutti i credenti qua seduti e poi ci sono i posti così, lungo le pareti. Magari stiamo parlando di posti privilegiati, magari al posto di sedie, di legno e di plastica ci ritroviamo delle poltroncine. Alcune chiese addirittura offrono rinfreschi durante il culto, così se qualcuno ha un po' di sete, un po' di fame, qualche biscottino. Però quando leggiamo questo non lo possiamo accettare, noi come credenti non lo possiamo accettare. Alcune chiese si vogliono giustificare dicendo: no, guarda, noi vogliamo onorare le persone che sono disposte a donare di più. Questo è un messaggio assolutamente antibiblico, questo non può succedere nelle nostre chiese. Magari oggi noi non guardiamo anelli al dito, non facciamo sedere le persone per terra, ma la tentazione di trattare le persone in modo diverso è sempre presente. E la Bibbia ci dice: guai a voi se trattate con favore l'uomo che entra nelle vostre chiese uscendo magari da una Lamborghini, da una Bugatti, mentre disprezzate il disoccupato che magari è venuto in bici, o magari neanche quello che magari è venuto a piedi. Guai a voi, chiese, fratelli, se trattate in modo diverso il politico, il manager, la persona importante, il famoso magari perché ha un grande seguito online, il ricco imprenditore, da chiunque altro. Guai, guai, guai. E voglio sottolineare, non c'è tanto un problema
nel trattare bene qualcuno. Credo che fin qua siamo arrivati un po' tutti, no? Diventa un problema quando noi trattiamo persone in un modo diverso per via di aspetti esteriori, per via di un pregiudizio che si crea nella nostra mente, nei nostri cuori, perché pensiamo, mi conviene aiutare il ricco, mi conviene essere utile alla persona che ha il potere, mi conviene omaggiare questa persona. Il sottotesto è, magari un giorno mi restituirà il favore, magari un giorno riceverò qualcosa in cambio di quello che sto facendo, mi conviene aiutare, omaggiare la persona che mi piace di più rispetto a quella che mi piace meno, creare un precedente, avere un qualcosa in cui io ci guadagno. E non può esistere nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, l'idea che un trattamento migliore a un manager, a una persona ricca, a un grande VIP, magari, lo tratto bene, chissà, se magari gli faccio fare il tour della chiesa, questa persona decide di dare una ricca offerta. No, non può esistere nelle nostre chiese. Lo tratto bene perché magari mi darà lavoro, una posizione nella sua azienda. No, non può esistere nella nostra chiesa. Lo tratto bene perché magari un giorno si converte, la nostra chiesa sarà più rispettata. Immaginate, no? Nella tribuna di Treviso, prima pagina, il governatore del Veneto si è appena convertito a Cristo e ora frequenta la chiesa Battista Agape. No, non è quello il nostro obiettivo, assolutamente non può esserlo. Giacomo ci mette in guardia. Se entra un senza tetto nella nostra chiesa e uno di noi sbuffa, magari mentre gli indica una sedia, sì, per carità, 7 volte, vuoi sedere qua? E dentro una celebrità, migliaia di follower, milioni di follower, e noi arriviamo da lui, sorrisone, abbraccio, wow, che bello averti questa domenica, ehi dai, puoi sederti qua in prima fila che sei più vicino al pastore, che magari così si sente meglio, vuoi un caffè? Dai, ti offriamo un caffè. Male, malissimo, se succede nelle nostre chiese una cosa del genere. Se entra una persona della mia etnia, del mio paese di provenienza, da dove sono nato, io non posso trattarla meglio di qualcuno che invece mi è straniero. Non posso cadere in quel tranello del no, ma io non posso essere razzista perché io sono straniero. No, fratelli, no, per favore, vi prego. Una volta un fratello, non di questa chiesa, grazie a Dio, ma un fratello di un'altra chiesa mi stava parlando delle sue difficoltà con diverse chiese italiane e mi ha detto, vabbè dai, tu mi capisci, tu sei straniero, tu non puoi essere razzista. Io ero al telefono con lui e sono rimasto a bocca aperta. Cosa vuol dire? Dal momento che io tratto una persona in 2 modi diversi, in base al colore della pelle, in base da dove viene, in base al suo background, sto facendo una differenza, sto facendo un favoritismo. E Giacomo ci dice che la vostra fede non ci sia questo favoritismo. Se entra qualcuno con cui io non ho nulla in comune, io non posso trattarlo peggio di come tratto un mio simile. Può essere difficile, può essere qualcosa di cui magari non ci accorgiamo, però dobbiamo pensarci. Uomini di Dio, dove sono gli uomini di Dio stasera? Se potete alzare sulle manine, sì, ci sono. Mamma mia, il numero di mani alzate mi fa pensare di essere entrato in un convento di suore. Ma uomini di Dio, guai a voi se quando entra la vostra coetanea, carina, vestita in modo accattivante, singola, arrivate, la salutate, le indicate il posto migliore, magari sotto l'aria condizionata inizia a fare un po' più caldo. No, sì, ciao, scambiamoci il numero, che bello. Guai a voi se fate una cosa del genere. Per poi, quando entra magari un'anziana vedova, non la degnate neppure di un saluto, neanche la guardate. Guai a voi. Donne di Dio, dove sono le donne di Dio stasera? Possiamo alzare sulle manine, possiamo farci vedere? Ecco, grande, fortissime. Ma donne di Dio, guai a voi! Se quando entra il ragazzo magari benestante, magari con la skincare perfetta, voi vi impegnate, lo volete far entrare nel gruppo? No, dai, ti prego, vieni, ti voglio presentare ai miei amici, dammi il tuo numero, ti mettiamo dentro il gruppo WhatsApp. Per poi quando entra magari il preadolescente bruffoloso, non lo salutate, non lo guardate, che schifo, sei seduto qua, io mi vado a sedere dall'altra parte. Guai a voi se succede una cosa del genere. Vi offro tanti esempi, vi offro tanti modi anche diversi di vedere questa cosa, perché l'idea di base deve trasmettersi molto molto bene. Nella vostra fede non ci possono essere favoritismi.
L'atto del favoritismo è un atto di giudizio corrotto, è un'aberrazione di quelli che sono i veri principi cristiani. Nel versetto numero 4 sta scritto: non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi. Ragionamenti malvagi, giudicare disonestamente è malvagità agli occhi del Signore. E l'occhio del cristiano non può fermarsi alle apparenze, all'aspetto esteriore di una persona, determinando se è meritevole o meno dell'essere onorata, dell'essere amata o dell'essere rispettata in base a delle metriche umane. Facendo favoritismi noi ci stiamo mettendo al posto di Dio, stiamo lasciando che la malvagità signoreggi incontrastata. Questo è l'esatto opposto di quello che dovrebbe essere la vita di un vero cristiano. I suoi occhi non sono forse migliori dei nostri? La sua decisione non è forse migliore della nostra? Chi di noi può decidere chi è degno e chi no? Chi può e chi non può? Chi è meglio e chi no? Nella storia di Davide, per quelli che c'erano estate scorsa, spero ve la ricordate perché ci abbiamo passato davvero davvero tanto con il libro Affrontando i giganti, è abbastanza famoso l'inizio, ci ricordiamo tutti l'inizio della storia di Davide? Sì, no, boh, forse chi ha frequentato la scuola domenicale magari qua ha qualche vantaggio, ma ci ritroviamo Samuele, il profeta, non io, mi raccomando, arriva da Isai, comincia a guardare suo figlio, guarda il primo figlio e pensa: wow, certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Primo Samuele capitolo 16. Questa è davvero una persona che merita di diventare il re di Israele. Ma il Signore gli dice no. No? E cosa gli risponde il Signore? Cosa gli risponde il Signore? Prego, potete cercare nelle vostre Bibbie, se vi fidate potete anche cercare su Google e quant'altro. Io ho tutta la sera a mia disposizione, mi hanno dato carta libera bianca. Cosa gli dice il Signore? Dai, qualcuno che mi trovi velocemente il versetto per poter dire cosa risponde il Signore a Samuele quando gli dice una cosa del genere. Funziona, non funziona. Ok. Samuele arriva e dice: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Cosa gli risponde il Signore? Qualcuno che ha una bella voce. Dai. Quello che Fioi, non fidatevi di quello che vi dico io, ok? Non fidatevi, andate nelle vostre Bibbie, andatevelo a cercare, in mezzo alla settimana sentitevi liberi di mandarmi un audio e dire: Samuel, io ho letto tutta la lettera di Giacomo e voglio dirti che non hai capito niente, hai detto qualcosa di falso, cercatelo voi nelle vostre Bibbie. Forza, cosa risponde Samuele? Qualcuno con una bella voce forte che ce lo può dire? Dai, ad alta voce. Qualcuno sta cercando? Dai, ce la puoi fare? Prima Samuele, capitolo 16, là c'è la storia. In un'intera comunità di persone non si trova un credente capace di trovare un versetto in cui dice: vai, voce alta. Ottimo, versetto dopo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, ok? L'uomo guarda all'apparenza. Fratelli, 2000 anni fa, come oggi, voglio riportare lo stesso messaggio che Giacomo ha scritto: che la vostra fede sia immune da favoritismi. Fin qua tutto chiaro? Sì? Qualcuno ha qualche domanda? Devo ripartire da capo? Di nuovo, io ho tutta la sera a disposizione, perciò posso farlo. Dai. Mancano solamente tre versetti, perché ricordatevi, ho detto dall'1 al 7, quindi adesso passiamo a leggere i versetti dal 5 al 7 di Giacomo capitolo 2, in cui sta scritto: ascoltate, fratelli miei carissimi.
Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Terribile, terribile. Disprezzare il povero, il favoritismo ha come controfigura all'altro lato della medaglia il disprezzo. E nella Bibbia c'è un chiaro apprezzamento dei poveri, gli umili, gli oppressi. Ho sentito una volta questa specie di proverbio, l'ho sentito una volta in inglese, una volta in portoghese, non so se esiste in italiano, ma adesso cerco di tradurlo molto velocemente, in cui diceva: il povero è l'unico che può davvero credere in Dio con tutte le sue forze. Perché il ricco ha risorse, ha soldi, ha tanti amici, ha proprietà, ha tante cose che lo tengono protetto dalle vicissitudini della vita. Ha tanti modi per tirarsi su in piedi in qualche modo, ma il povero non ha niente. Il povero gli rimane solamente, per l'appunto, Dio. Ed è per questo che soltanto il povero, la persona che non ha via di fuga, non ha un'altra chance, non ha un secondo piano, un piano B, decide di aggrapparsi così forte a Dio. La buona notizia del Vangelo deve essere predicata a tutti, chiaro. Ma la Bibbia mette sempre una certa priorità verso chi ne ha più bisogno. Un testo che mi piace tanto, che lo cito fuori molto spesso, Isaia 61, mi aspetto soprattutto il popolino della lode che mi aiuti, perché inizia con: lo Spirito del Signore è su di me. Egli mi ha unto, popolino della lode, no? Sì? Per recare, canzone utile per ricordarsi i versetti a memoria, ok? Per recare cosa? Una buona notizia agli umili, poi ancora fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, proclamare l'anno di grazia. Chi ha bisogno di grazia? Chiaro, tutti noi. Nell'ambito di questo testo, la grazia è solo per chi ha peccato, la grazia è per chi ha sbagliato. Consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti un diadema, olio di gioia. Questo è il messaggio del Vangelo, il messaggio della libertà del Vangelo. Ha senso solo per chi è prigioniero. Il perdono è solo per chi ha sbagliato. Con il favoritismo noi non solo disprezziamo, riduciamo il valore di chi in primis siamo venuti ad aiutare, ma spesso andiamo ad onorare, andiamo ad omaggiare proprio chi ci odia di più e che ci mette più in difficoltà. Immaginate per un momento di entrare in pronto soccorso con un codice giallo, non so se qualcuno di voi è mai successo, non so, un'appendicite, chi ha avuto aritmia, problemi alla respirazione, svenimenti vari. Va bene, entrate lì col codice giallo, avete bisogno di cure e passa quello col codice bianco davanti a voi, i medici gli aprono la porta solo perché è il figlio del governatore. E non solo, magari quella persona addirittura rovina il reparto, spreca le risorse di questo reparto e tu pensi: ehi signori, e io qui nella necessità. Questo è favoritismo. La nostra fede cristiana prende il nostro modo naturale di pensare le cose, prende questo modo alquanto facile di pensare: io aiuto chi poi in futuro mi può aiutare, io aiuto chi mi conviene, e ci chiede di ribaltarlo completamente. Paolo scrive in Prima Corinzi: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Dio ci ha
scelti. Dio ha scelto te, Dio ha scelto me, Dio ha scelto tutti noi, non perché abbiamo dimostrato potenziale, non per le nostre abilità, non per quello che potevamo offrire dalle nostre tasche, ma solo per il suo amore e per una sua scelta. Dal momento che noi entriamo metaforicamente da quella porta e scegliamo di accettare questo regalo che Dio ci fa, perché è Lui che sceglie di farci questo regalo, le differenze tra di noi diventano semplicemente insignificanti. Sono differenze che non valgono niente. Dio è molto più importante, l'opera che Lui ha compiuto in ciascuno di noi è molto più grande delle nostre differenze. Sempre Paolo continua nella lettera ai Galati e ci dice: infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è qui né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questa lista in verità potrebbe continuare. Non c'è ricco o povero, non c'è italiano o straniero, non c'è qualcuno di determinato background o meno, non c'è qualcuno che ha l'ISE sopra i 20.000 e sotto i 20.000. Non esiste perché? Perché siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Sapete perché spesso, sfortunatamente molto spesso, i ricchi e i potenti del mondo odiano Cristo? Spero non sia un messaggio che ti sconvolga, che ti lascia sorpreso. Credo sia abbastanza facile da notarlo. Ad esempio, proprio pochi giorni fa, il Papa, no? È eletto il nuovo Papa, la televisione si è riempita di live che guardavano il camino, là, aspettando la fumata, così hanno intervistato tanti preti, hanno intervistato tanti sacerdoti, tante persone importanti della fede cristiana. Guardate indietro e pensate quante volte avete sentito il nome di Cristo, banalmente, il nome di Gesù, Cristo, la figura principale della fede cristiana. Io ho ascoltato diverse live, ho visto diversi video. 0, forse uno che mi è sfuggito. Ai ricchi e ai potenti di questa terra non piace Cristo. Ad ogni dittatura, puntualmente, i primi ad essere perseguitati, indovinate? Cristiani, sempre. Qualsiasi governo di questa terra, prima o poi, perseguita i cristiani, limita i cristiani. Comincia con magari qualcosa di semplice, dicendo: no, non potete più uscire e proclamare il nome di Cristo, lo dovete fare solo nelle vostre chiese, per favore. Da lì comincia con il: no, aspetta, non avete più diritto alle chiese, incontratevi nelle vostre case. Poco dopo diventa un: no, se scopriamo che avete una Bibbia in mano, vi ammazziamo. Ogni singola dittatura di questo mondo ha sempre castigato i cristiani, è sempre andato dietro ai cristiani. Perché? Perché loro sanno che noi non ci facciamo ingannare dai loro bei abiti, dalla loro apparenza. Non desideriamo il loro potere. Il mondo sa che il vero cristiano non fa favoritismi per il proprio tornaconto personale, ma anzi corre in aiuto di chi è più bisognoso. Ed è così che i cristiani sono immuni alle offerte e alle minacce del mondo. I cristiani non li puoi controllare. Non li puoi controllare, perché nel momento in cui c'è una legge ingiusta, il cristiano sarà quello che si alzerà e dirà: no, così non può andare avanti. Ed è per questo che ci odiano, grandissima parte dei ricchi e potenti ci odiano. Siamo ingovernabili al loro punto di vista. Siamo qualcuno che non desidera potere, e dal momento che non desideriamo potere, loro perdono tutto il loro potere su di noi, se ne va. Ed è per questo che Giacomo ci dice: fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Dipinge un'immagine e ci sottolinea: caspita, ma proprio le persone che in genere vi odiano, voi cercate di compiacere a quelle? Cercate di fare bella figura davanti a quelli? Mentre ci sono ricchi, mentre ci sono poveri, mentre ci sono vedove, mentre ci sono orfani che hanno bisogno, e voi non li aiutate perché non conviene, perché non mi piace più di tanto. La vostra fede sia immune da favoritismi.
Questo è, diciamo, il versetto che potete prendere e davvero portare a casa. È proprio il riassunto di tutto quello che vi voglio dire stasera. E concludendo con il messaggio e chiamando anche qua avanti il gruppo di lode che poi ci accompagnerà, nella lode per portare verso il compimento del nostro culto, vi prego di nuovo di leggere questi versetti di Giacomo e pensare com'è che questo si può applicare nella mia vita, com'è che questo mi tocca nella mia vita. Se volete magari farvi una foto così, proprio il riassunto più stretto, sono proprio le parole di Giacomo. Il vero cristiano, il vero credente deve essere immune al favoritismo. Guai se trattate le persone in modo diverso in base ad aspetti esteriori, in base all'estetica, in base a dove vengono, in base a quanti soldi hanno in tasca, in base a quanto sono simili o meno a te, in base a quanto ti potranno restituire il favore. Guai, 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 mai nella nostra Chiesa, assolutamente. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Preghiamo insieme. Padre, io ti vorrei ringraziare per tutto quello che ci hai potuto dire stasera, ringraziare per queste parole che sono arrivate fino a noi. Padre, io ti ringrazio infinitamente per la vita dei miei fratelli, per la vita della mia Chiesa, della comunità, per tutto quello che possiamo vivere insieme come cristiani, come famiglia, come fratelli. E ti chiedo, Padre, che tu possa benedire i nostri sforzi, che tu possa benedire tutti i nostri tentativi, Padre, nel pensare come te, agire secondo la tua volontà. Io ti voglio chiedere, Padre, che tu ci possa accompagnare non solo stasera, non solo domani, ma anche durante tutta la settimana nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Ti chiedo, Padre, che tu possa ricordarci questa profonda realtà e che tu ci possa ricordare quello che tu hai fatto e quanto importante tu sei rispetto a qualsiasi fattore estetico, rispetto a qualsiasi differenza che possiamo trovare superficialmente. Tutto questo ti chiediamo, Padre, insieme a perdono i nostri peccati, in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per un momento di lode ed adorazione tutti insieme. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio
Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Miracoli, grande chiesa, miracoli avvengono quando lo Spirito Santo è qui con noi. È ed evidente. Signore Padre, ti ringrazio perché tu, Signore, hai la potenza per cambiare il nostro cuore, hai la potenza per cambiare le nostre abitudini, hai la potenza per cambiare ogni cosa in noi, Signore. Ti chiedo che davvero il tuo Spirito possa scendere questa sera, che possa rimanere nelle nostre vite per sempre, Signore, che Lui possa davvero, quindi quasi tutto, Signore, e che possa mettere il tuo Spirito a dirigere tutto quanto, a guidare ogni singolo nostro passo, ogni singolo nostro pensiero, Signore. Non è una strada semplice, è complicata perché combattere contro noi stessi è difficilissimo, Padre, ma che possa essere un combattimento fianco a fianco con te, Signore, che possiamo ogni giorno scegliere la tua mente, Signore, sopra la nostra, che ogni giorno possiamo scegliere quello che c'è nel tuo cuore, Signore, al posto di quello che c'è nel nostro, Signore, che possiamo avere coraggio per poter portare la tua parola, portare il tuo carattere, Signore, in questo mondo, che possiamo avere il coraggio davvero di portare tutto ciò che riguarda te, Signore, davanti a tutte le persone che ne hanno bisogno, Padre, che possiamo davvero evitare di fare favoritismi, Signore, che possiamo davvero poter dimostrare il tuo amore a tutte le persone che avremo davanti, che ci capiteranno davanti, Signore, che possiamo davvero avere l'opportunità di dimostrare il tuo amore verso il prossimo, Signore, come la tua parola comanda, Padre, che possiamo davvero mettere in pratica tutto ciò che ascoltiamo, che possiamo valorizzare questi momenti in cui abbiamo la libertà di poter venire qua e ascoltare la tua parola, Signore, che possiamo custodirla e che possiamo metterla davvero in pratica, Signore, che non sia una cosa che venga buttata al vento, Padre, che rimanga nei nostri cuori, Signore, che possa dare frutto, Signore, dare il frutto del tuo Spirito, Signore, che possiamo risplendere della tua luce, Padre, in ogni momento, in ogni situazione, con ogni tipo di persona, Signore, che tu possa darci la tua saggezza, Signore, e le opportunità di metterla in pratica, Padre, in modo che la tua gloria sia manifestata su questa terra, Signore, in ogni giorno finché tu non ritornerai, Signore. Ok. Avvisi. Ok, allora, il primo avviso riguarda il campeggio, che per i più attenti che hanno letto nel gruppo, abbiamo rimandato il campeggio a data da destinarsi, quindi appena abbiamo nuove date, nuove informazioni vi faremo sapere. Per qualsiasi tipo di informazione, soprattutto penso che quello che più vi interessi è magari chi ha già fatto l'iscrizione, sapere dei soldi e tutto, potete parlare con Giunio, lui. Quindi qualsiasi informazione riguardante il campeggio potete parlare con lui. Questa sera, sempre per i più attenti, come è stato scritto nel gruppo, ci sarà il bar sarà attivo e ci sarà pizza a 2 euro. E ci sarà anche il tiramisù. Un po' meno, ok. E tutto ciò sarà dopo i piccoli gruppi, quindi chiunque abbia fame e una bocca per mangiare, comprate a 2 euro una pizza e tiramisù. Ok, per i piccoli gruppi... Ah no, aspetta, ci sono l'avviso dei bagni. Come ha scritto il pastore nel gruppo, i bagni oggi non sono attivi, non so che problema ci sia, ma non sono attivi. Quindi avete presente il garage dove ci sono le macchine strabelle là sotto? Ok, non ci sono le macchine oggi, ma ci sono i nostri bagni. Possiamo utilizzare quelli, sono aperti e utilizzeremo quelli. Se avete bisogno andate là. Dovrebbero essere aperti, ma se avete bisogno della chiave teoricamente è con Wesley, giusto? Wesley è il ragazzo che sta al suono. E poi piccoli gruppi. Questa sera con i pre ci sarà Victoria. Con le ragazze adolescenti ci sono io.
Con i ragazzi e adolescenti c'è Samuel, che non so dove sia, là in fondo, ok? Con le giovani ragazze c'è Monique e con i giovani ragazzi c'è Miguel. Ok, ritorno la parola alla lode. Amen. Cantiamo l'ultimo canto per poter concludere il nostro Agamove. Alziamoci in piedi e cantiamo al nostro Signore. Amen. Andiamo. In te posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile, in te i ciechi vedono, e mura crollano, e per fede dirò, e niente è impossibile, niente è impossibile. Niente è impossibile. Niente è impossibile. Non vivo più per ciò che vivo. Non vivo più per ciò che io so che sei proprio qui con me. E so che onnipotente sei. Posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza. Niente è impossibile, in te i ciechi vedono, le mura crollano, per te. E niente è impossibile, 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 non vivo più per ciò che vedo, non vivo più per ciò che sento. Io so che sei proprio qui con me e so che onnipotente sei. In te posso ogni cosa, io posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile, in te i ciechi vedono. Niente è impossibile,